Rissa con accoltellamento, un ferito alla testa in modo non grave. Questo è il bilancio della violenta aggressione accaduta qui in via Dante, a 2 passi dal sottopasso definito della morte per via degli spacciatori della droga presente, ed è stata proprio la droga la ragione del contendere tra i 4 spacciatori, di cui 2 rimasti feriti. Il fatto questa mattina verso le 8 a 2 passi dalla stazione dei treni di Mestre. L'aggressione per questioni di spaccio è avvenuta vicino all'unico albergo presente, dove nessuno però vuole parlare. No, io italiano poco, no. Just in English, you prefer to speak in English? No, please. Hai visto qualcosa? No, non ho visto io. Ma questa è una zona un po' pericolosa? Non lo so, questo tu vedere quale. Subito sul posto le volanti della polizia, che hanno circondato e bloccato la strada, con i poliziotti insieme ai medici del SUEM intervenuti per soccorrere i 2 feriti, di cui uno, come già detto, alla testa, dopo essere stato aggredito con un'arma da taglio, probabilmente un taglierino, e ora ricoverato all'ospedale di Mestre. L'accoltellamento di questa mattina è avvenuto a pochi giorni da quello di via Aleardi, sempre a Mestre, dove un italiano di 24 anni è stato accoltellato in modo grave soltanto per essere intervenuto per sedare una violenta lite, sempre tra spacciatori, in un bar. Sempre qui in via Dante, a giugno scorso, un 25enne in sella alla sua bici è stato investito e ucciso in pieno giorno da un 36enne trevigiano che guidava l'auto sotto l'effetto della droga appena acquistata in loco. Stamattina l'ennesimo violento episodio legato al degrado e alla criminalità, cui i residenti sono costretti a subire in silenzio e inermi.